Oggi discutiamo in quest'Aula di un fatto molto grave. Un fatto grave perché anche in contesti goliardici, come l'assessore ha definito la trasmissione radiofonica nella quale ha canticchiato Faccetta Nera, chi riveste incarichi istituzionali, ma mi verrebbe da dire ciascuno di noi, deve essere in grado di riconoscere il limite da non superare. E lei, assessore, quel limite l'ha superato. Le ragioni sono quelle indicate nella mozione che abbiamo presentato. L'assessore ha espresso atteggiamenti e parole in aperto contrasto con la natura antifascista della nostra Carta Costituzionale, ledendo l'immagine dell'istituzione di cui lei fa parte e di cui tutti noi facciamo parte. Ed è certamente vero che presentare una mozione di riserva in questo Consiglio regionale è un atto dal punto di vista istituzionale molto pesante, ma siamo stati costretti a farlo per stigmatizzare un comportamento che noi definiamo altrettanto pesante e che questo Consiglio regionale non può più ignorare. E il giudizio sul suo comportamento, assessore, diventa ancora più definitivo dopo aver ascoltato le parole che ha pronunciato in quest'Aula e dopo aver letto le parole della lettera che ci ha inviato nei giorni scorsi, che confermano non solo le ragioni della mozione che abbiamo presentato, ma che anche confermano che quella canzoncina non è stato un semplice atto di leggerezza goliardica come lei lo ha definito. E risultano imbarazzanti i suoi appelli ad una pacificazione nazionale tra fascisti e antifascisti, costruita, secondo lei, sulla base del riconoscimento delle ragioni dei vinti. L'unica pacificazione possibile, infatti, è quella già sancita dalla nostra Costituzione, nella quale trovano fondamento i valori di democrazia e di libertà, sempre violentati e osteggiati dal regime fascista. Il giudizio su quel conflitto, quello tra i partigiani dell'Italia libera e i fascisti, non può essere, e non lo è mai stato, un giudizio tra due parti in campo parimenti degne, come i Guelfi e i Ghibellini, che lei cita nella sua lettera. Quello tra partigiani liberi e fascisti è un giudizio definito e definitivo tra chi combatteva dalla parte giusta e chi combatteva dalla parte sbagliata. E qualsiasi pacificazione non può prescindere da questo dato di fatto. Allora, se davvero lei auspicasse questa pacificazione, dovrebbe lei per prima assumere questo giudizio della storia, assessore. Non si crea fratellanza nazionale cantando una canzone che ricorda una delle pagine più infami del regime fascista, quella spietata politica colonialista che ha portato morte e torture anche nel Nord Africa. Non si crea speranza e unità offrendo, grazie al suo ruolo istituzionale che ha l'onore di rappresentare, visibilità e idee a valori e pratiche condannate non da questo Consiglio ma dalla storia di questo Paese. Ognuno possiede la sua storia personale, assessore, ma per il nostro Paese esiste solo una storia nazionale, quella dell'Italia liberata dalla dittatura e dai soprusi del regime fascista. E le ragioni dei vinti, assessore, non sono state cancellate dalla storiografia, come dice lei. Sono state schiacciate dal peso delle ingiustizie e delle violenze che quei vinti hanno inferto per decenni all'Italia e agli italiani. E non ci sarebbe alcun conflitto tra noi, non ci sarebbe alcuna guerra fratricida se questa storia nazionale fosse finalmente accettata da quei vinti e dai loro degni eredi. Non si continuerebbe ad alimentare l'odio se non ci fossero amministratori pubblici come lei che dichiarano che Mussolini è stato un grande statista. Non ci sarebbe lacerazione sociale se si trovasse la forza di condannare politicamente, senza ambiguità, chi pensa ci sia qualcosa da ridere o da sorridere rispetto alle violenze che hanno attraversato l'Europa durante le dittature nazifasciste. Allora, se davvero vuole che le sue pubbliche scuse siano vagamente credibili, si rassegni al giudizio collettivo della storia
abbandoni le nostalgie della sua memoria personale e condanni con chiarezza in quest'Aula insieme a noi il fascismo, prenda le distanze da quelle idee, da quella pagina buia della storia europea, dica parole chiare e definitive. Noi non ci aspettiamo le sue scuse personali, ci aspettiamo da lei in quest'Aula una presa di distanza dal regime fascista. Si dichiari antifascista come la nostra Costituzione. Solo allora le sue scuse saranno credibili. Altro che leggerezza. Non è più tempo, Assessore, di ambiguità, di celebrazioni della 10ª Mass. Questo Consiglio non se lo può più permettere. E non è neanche più tempo, Assessore, di appellarsi alla libertà di espressione, di parola e di pensiero come lei fa nella lettera, richiamando quel principio democratico che proprio la dittatura fascista aveva cancellato da questo paese, la libertà di opinione. Qui non si tratta di aver espresso un punto di vista discutibile ma legittimo, come dice lei, perché il fascismo non è un'opinione, ma in questo paese è un reato. E soprattutto qui in questo Consiglio Comunale non si censura e mai lo si farà nessuna regionale, nessuna opinione legittima. Si censura chi difende il regime fascista. Si censura chi ne ripropone i principi in una lettura revisionista fuori dalla storia nazionale. Si censura chi ne rimuove strumentalmente le finalità antidemocratiche. E si censura soprattutto chi compie questo gesto mentre rappresenta un'istituzione pubblica. Si censura chi infanga l'immagine della regione del Veneto con atteggiamenti inaccettabili che offendono le coscienze di tutti. Chiediamo a questo Consiglio, al Presidente Zaia, di riportare questa istituzione dalla parte giusta della storia, di recuperare lo spirito dichiaratamente antifascista della nostra Costituzione, di riporre la scuola e la sua funzione educativa in mani sicure. E sì, Assessore, ha messo in imbarazzo la sua giunta, che oggi infatti la lascia sola su quei banchi. E da quell'imbarazzo non si esce con le scorciatoie stavolta. Da quell'imbarazzo si esce votando sì a questa mozione, si esce assumendosi la responsabilità di rappresentare degnamente la nostra regione. Grazie.